Il sommario di questa settimana: maltempo non dà pace al Comelico. Debiti pubblica amministrazione, serve la compensazione. RC Auto, recepite in un disegno legge le proposte dei carrozzieri. Ed infine appuntamento per aspiranti imprenditori. Ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta e buon fine settimana. Il maltempo non dà pace al Comelico. Si sa che il vivere in montagna ha costi elevati, afferma Giacomo Deon all'indomani degli eventi atmosferici di inizio settimana. Ma questo è chiedere troppo ed è frutto della miopia di chi ci ha governati in tutti questi anni. La priorità delle infrastrutture viarie è fondamentale perché le valli di montagna possono essere attrattive sia dal punto di vista turistico che del fare impresa. Manca meno di un mese al Ponte dell'Immacolata, data di avvio della stagione sciistica, che significa anche piena attività per molte imprese artigiane, sottolinea Deon, e il Comelico resta quasi isolato dopo quanto già subito nell'inverno scorso. In tempi già difficili questa emergenza rischia di pesare eccessivamente sulla cittadinanza e sulle imprese. Serve subito, ha denunciato il presidente Deon, una deroga alla limitazione del traffico sulla strada del Passo Sant'Antonio, con autorizzazioni temporanee ai mezzi pesanti esclusivamente delle aziende locali. Mentre l'obiettivo di lungo termine è uno solo: la costruzione della galleria di Coltrondo. Abbiamo un'economia messa in ginocchio, conclude il presidente di Confartigianato Belluno. Non bastano le dichiarazioni di calamità, servono interventi strutturali perché il futuro sia diverso. Prendiamo atto dei miglioramenti nella soluzione del problema del pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione. Gli strumenti messi in campo dal governo Letta e Renzi hanno ridotto lo stock di crediti insoluti. Ora l'azzeramento di quanto dovuto alle imprese deve restare nell'agenda delle priorità dell'esecutivo. È questo il commento di Confartigianato ai dati sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione resi noti in questi giorni dal Ministero dell'Economia. Una volta risolto definitivamente il problema dei debiti accumulati in questi anni, secondo Confartigianato, per evitare che il fenomeno si ripeta, occorre adottare la compensazione diretta e universale tra i debiti e i crediti verso la pubblica amministrazione. La compensazione, prevista tra i criteri della legge delega di riforma fiscale, rappresenta la strada più semplice per restituire risorse e serenità agli imprenditori. Confartigianato la indica da tempo. Recepite in un disegno di legge le proposte dei carrozzieri per ridurre le tariffe RC Auto e tutelare i diritti di consumatori e carrozzieri. A meno di un mese dalla presentazione pubblica a Roma di una proposta di legge sollecitata dalle associazioni nazionali dei carrozzieri, tra cui Confartigianato, questa ora è diventata un disegno di legge depositato alla Camera dei Deputati, il cui primo firmatario è l'onorevole Sara Moretto del PD, membro della Sesta Commissione Finanze. Decisamente soddisfatto il presidente dei carrozzieri di Confartigianato Belluno, Gianluigi Furlin, che ringrazia tutti coloro che si sono spesi per l'iniziativa. Viene così recepita l'esigenza di intervenire con norme che difendano i diritti dei consumatori e dei carrozzieri, precisa Furlin, perseguendo l'obiettivo della riduzione dei premi assicurativi senza compromettere il livello qualitativo delle riparazioni e la conseguente sicurezza della circolazione stradale. Una battaglia che dura da tempo, per la quale Confartigianato Carrozzieri si è sempre spesa. La Camera di Commercio di Belluno organizza giovedì 27 novembre a Belluno, presso la propria sede, una giornata per aspiranti e per neoimprenditori. Si parlerà di le forme giuridiche dell'impresa e di pianificazione economico-finanziaria. Per la partecipazione è obbligatoria l'iscrizione, informazioni all'indirizzo www.bl.camcom.it. L'informazione di Impresa Diretta termina qui, ora spazio ai servizi di approfondimento aperti da un intervento del presidente di Confartigianato del Veneto. Parliamo di Confartigianato, la più grande organizzazione dell'artigianato e della piccola impresa. Da pochi giorni ha modificato lo statuto, il quarto dalla Costituzione. Perché questa scelta? Innanzitutto alcune norme, alcune regole erano ormai superate dai tempi. In secondo luogo una valorizzazione delle federazioni regionali. Il terzo, avere uno statuto che permetta e che obblighi anche il rispetto da parte delle associazioni di categoria che sono associate al sistema. Che cosa è stato modificato con il nuovo statuto?
è stato ribadito intanto la titolarità del socio che rimane a livello provinciale e che la Confartigianato è un insieme di associazioni provinciali o territoriali. Questo è uno dei grandi termini cambiato, sparisce la provincialità vera e propria e viene introdotto il termine di territorialità, proprio per andare incontro anche a quello che è stato il ricambio completo delle province e soprattutto il recepimento delle città metropolitane, quindi un ruolo diverso associativo, non più legato esclusivamente al territorio di appartenenza, ma che può essere anche allargato. Il secondo ruolo è quello di una maggiore rispetto delle regole da parte di tutti gli associati, quindi per poter usare il brand di Confartigianato è necessario modificare gli statuti adeguandoli al sistema nazionale e ovviamente rispettare le regole che ci sono. Uno degli aspetti più importanti è sicuramente la durata dei mandati dei dirigenti. In più occasioni dirigenti che sono nati associativamente sono lì in carica da oltre 30 o 40 anni. Cose del genere che non permettono un ricambio anche generazionale di dirigenti non può più essere accettato. Detto questo, poi un nuovo ruolo importantissimo anche per il sistema dei servizi che sono consoni delle attività del mondo di Confartigianato e quindi cercare anche di regolarizzare un po' questo tipo di aspetto. Come cambia il modo di fare rappresentanza nell'artigianato e nella piccola impresa? Il governo Renzi ha dato una scossa, non dico positiva o negativa, alla rappresentanza, vale a dire lui cerca di evitare i sistemi di rappresentanza nazionali, cerca il dialogo più con i territoriali. Anche su questo argomento abbiamo visto in passato altri leader, altri premier che hanno utilizzato questo sistema. Nella sostanza poi credo che il ruolo della rappresentanza anche nel campo della piccola impresa e dell'artigianato sia fondamentale per la difesa anche degli interessi dei nostri associati, quindi una nuova valorizzazione di come rappresentiamo i nostri associati e non solo come ma anche nella bontà e la quantità della nostra rappresentanza, del nostro brand che è sempre un brand importantissimo. Il Centro Consorzi di Sedico sta per avviare il corso per tecnico del restauro dei beni culturali. Unico in provincia, è stato istituito con l'approvazione della Giunta regionale del Veneto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e con il partenariato di un elevato numero di enti ed imprese della provincia di Belluno. Le iscrizioni scadono il 30 novembre e possono essere effettuate chiamando il Centro Consorzi. Si tratta di un percorso formativo triennale che al termine conferisce la qualifica del tecnico del restauro dei beni culturali. Il percorso è rivolto a chi è in possesso del diploma oppure di un titolo di laurea. Esiste uno standard professionale ben preciso, normato, che inquadra questa figura del tecnico del restauro dei beni culturali. È una figura professionale che collabora con il restauratore e che in relazione alle proprie competenze svolge in autonomia quelle operazioni necessarie per recuperare e conservare appunto i beni culturali. Questo standard è enunciato da un accordo Stato-Regioni e questo accordo Stato-Regioni enuncia poi anche quelli che sono i contenuti specifici del percorso a cui noi poi ci atteniamo nel fare il corso. Questo corso è finanziato dalla Regione del Veneto, non vi sono costi per i partecipanti e né per l'iscrizione né per l'acquisto di materiali che forniamo noi. Questo corso esiste dal 2009, fino adesso abbiamo portato a termine 3 trienni professionali e qualificato 27 ragazzi. Attualmente stiamo accogliendo le iscrizioni per il nuovo primo anno che partirà nel mese di dicembre. Cosa si studia e come è strutturato?
Allora, nei 3 anni di corso nei quali è strutturato il corso di restauro, i ragazzi affronteranno diverse discipline in un ventaglio, uno spettro che spazia dalle materie umanistiche a quelle più strettamente scientifiche, dalla storia dell'arte quindi alla storia dell'architettura e del restauro, legislazione dei beni culturali, disegno e rilievo, chimica e biologia del restauro, fotografia, informatica, cercando di conferire ai ragazzi il maggior numero di informazioni possibili e di competenze specifiche nelle varie discipline che andranno appunto ad affrontare e a studiare. Ovviamente alle ore di lezione frontali in aula e di laboratorio, che sono circa 600 per anno, vanno ad associarsi anche le 300 ore di stage aziendale, nei quali i ragazzi hanno la possibilità di mettere in pratica sul campo quanto hanno appreso appunto durante le ore di lezione. I docenti sono fra i più qualificati, sono fra i più esperti, cercheranno di dare il maggior numero di informazioni ai ragazzi, anche se arrivano con un pregresso culturale e scolastico che è totalmente differente, quindi non c'è nessun problema dal punto di vista delle competenze, perché si parte comunque da zero e ogni ragazzo avrà la possibilità di poter apprendere il maggior numero di informazioni possibili. Vi siete mai chiesti come e dove nasce un astuccio per i vostri occhiali? Siamo stati a Voltago a Gordino in un'azienda artigiana che produce il vero Made in Italy. Ci siamo posti la domanda, io mi sono posta la domanda da donna e poi il mio partner, il mio socio, mio fratello da uomo, cosa vorresti da un astuccio per occhiale? Perché in generale voi sapete che l'astuccio per occhiali non viene molto utilizzato, uno ha gli occhiali e l'astuccio finisce da qualche parte. Ci siamo posti questa domanda e abbiamo scoperto che quello che uno si chiede da un astuccio è proprio qualcosa di diverso da quello che arriva dalla globalizzazione, per l'appunto. Uno si chiede che l'astuccio sia bello, leggero, adatto a contenere l'occhiale, quindi non lo deve strisciare, lo deve proteggere, eccetera, e magari se ce l'ho solo io è meglio, e questo abbiamo cercato di realizzare. Anche perché poi l'astuccio dell'occhiale diventa portapenne. Diventa ogni cosa, può essere ogni cosa, portasoldi, questo per esempio è portasoldi alla fin fine, però in realtà la Laura Biagiotti ci ha messo i suoi astucci d'oro, quindi sì, un astuccio per occhiali, se ben pensato, se ben concepito, può essere tante cose. A identificare i vostri sono delle piccole etichette? Sì, noi applichiamo sulla maggior parte dei nostri astucci l'etichetta Made in Italy, questa in particolare è la nostra, però abbiamo anche convinto i nostri clienti, molti dei nostri clienti, a farsi produrre le loro etichette, e quindi anche l'etichetta, che questa qui è un raso ricamato, diventa una caratteristica che distingue, perché noi in realtà i nostri astucci in generale vanno alle aziende che producono occhiali e stiamo riusciti e ne siamo molto contenti di questo, a instaurare una partnership in generale con le aziende che producono gli occhiali e che chiedono a noi di fare i loro astucci. L'astuccio nasce insieme a loro, nel senso, il mio occhiale è grande così, ha queste caratteristiche, vorrei che fosse fatto in questo modo, questa è la forma che mi piace, questo è il tipo di materiale che vorrei. Ovviamente questo è già il sunto, noi abbiamo fatto un percorso prima per arrivare a capire, perché la ditta che fa gli occhiali si è fatta il suo design e ha studiato il suo design, noi abbiamo visto il design e arriviamo con delle proposte che secondo noi possono funzionare, mettendo insieme le cose nasce il prodotto. Nasce questo, la luna che sale. La collezione iMoon nasce con tutta una filosofia che il responsabile titolare ci ha spiegato, e in base a questa filosofia, che lui è anche uno studioso di arti orientali e così, in base a questa filosofia e alla sua idea del mondo, perché questo poi è quello che dobbiamo proporre, abbiamo trovato un materiale che è completamente biodegradabile, che è questo esterno. Abbiamo un interno che è velluto di cotone, abbiamo la mezzaluna che è una porellina, quindi anallergica, antibatterica, eccetera, eccetera. Noi acquistiamo, i nostri prodotti sono acquistati da aziende italiane leader in questo settore ovviamente.
In chiusura di Impresa Diretta il nostro numero telefonico per eventuali informazioni 0437 933 201. Impresa Diretta che torna settimana prossima su Tele Belluno e Radio Belluno a quest'ora. Grazie per averci seguito.